Arriva il sostegno di tutti i medici del Veneto per la posizione della dottoressa Francesca Russo, che ha rifiutato la nomina a far parte del NITAG, una sigla inglese che indica il gruppo tecnico sulle vaccinazioni, un organo indipendente a supporto del Ministero della Salute. Tutti gli ordini dei medici del Veneto plaudono alla decisione della Russo, che ha scritto al Ministero rifiutando la nomina perché nel gruppo sono presenti due componenti, scrive la dirigente della Regione Veneto, che in passato hanno più volte espresso pubblicamente posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni, arrivando in alcuni casi a sostenere e diffondere messaggi contrari alle strategie vaccinali nazionali, posizioni Novax in sostanza, che per la Russo non vanno nella direzione della tutela della salute pubblica. Francesca Russo infatti è sempre stata in prima linea durante il periodo Covid, costruendo, lontano dai riflettori e con il suo staff, le linee guida regionali per contenere la pandemia. Gli ordini del Veneto ora, con una dichiarazione congiunta, chiedono al Ministero della Salute la revisione della composizione del NITAG nel rispetto dei principi della scienza e nell'interesse supremo della salute dei cittadini.